Perché devono votarvi, Lorenzoni? 30 secondi. Ma perché innanzitutto l'alternanza in democrazia serve sempre, e 25 anni con lo stesso tipo di governo non sono un bene per nessuno, e lo vediamo perché si sclerotizzano tanti processi. Oltre a questo perché? Ma vale la pena perché dobbiamo allineare le politiche della Regione Veneto alle politiche che ci sono su scala nazionale ed internazionale. Dobbiamo tornare ad essere protagonisti. Noi stiamo scivolando, non ce ne rendiamo conto perché non abbiamo avuto il tempo di guardare i numeri, ma la nostra economia sta scivolando lentamente. No, è bene fermarla, è bene ritornare ad investire e serve una politica con visione, con la capacità Quindi devono votarlo per questo motivo? Ma assolutamente, è indispensabile farlo con... Certo. Paolo Benigni, perché devono votarla? Perché noi rappresentiamo l'alternativa a questo modello sociale e economico e soprattutto a quelle che sono state le scelte che hanno portato il Veneto ad essere molto fragile e debole di fronte a quelli che sono i cambiamenti climatici. Noi abbiamo sempre combattuto il consumo di suolo, abbiamo sempre combattuto ad esempio nel Vicentino contro l'inquinamento delle acque, ci siamo battuti contro la pedemontana, siamo contro per esempio il progetto delle Olimpiadi, e queste cose non è che le diciamo perché vogliamo dire sempre no, le diciamo perché questo modello di sviluppo, se prima era sbagliato, insostenibile a nostro avviso dal punto di vista ambientale ed economico e sociale, lo è ancora di più adesso. Se negli interventi che sono stati, ma non voglio fare polemica, si percepisce l'idea che tutto deve, cioè che si riprende sulla strada di sé. Ha spiegato perché devono votare lei, perché esatto. Cambierebbe sicuramente il parecchio della nostra regione. Cappelletti, perché devono votarla? Ma i 3 punti più importanti del nostro programma sono lavoro, salute e ambiente. Lavoro perché avevamo bisogno di creare nuove opportunità di lavoro in questa terra che è anche terra di immigrazione, 13.000 giovani che se ne vanno a cercare opportunità di lavoro perché non le trovano nella regione Veneto ogni anno, nelle altre regioni addirittura all'estero. La salute perché dobbiamo iniziare ad investire. È vero che sono stati tagliati i finanziamenti per la salute, è anche vero che quelli che sono arrivati sono stati spesi male. Prima abbiamo fatto degli esempi, potremmo fare esempi di project financing pazzeschi, veramente legati alla sanità. Perché devono votare sostanzialmente? E poi perché serve una sensibilità diversa rispetto alle tematiche ambientali. Tutelare l'ambiente significa tutelare la salute dei cittadini, significa avere una migliore qualità della vita. Fino adesso si è ignorato tutto quanto perché bisognava creare delle occasioni di sviluppo legate a dei ragionamenti che andavano bene 50 anni fa. Adesso veramente invece si impone un modello nuovo che è quello che avrà anche più successo dal punto di vista economico dai qua prossimi decenni. Ho fatto il sindaco per 10 anni, perché faccio l'esempio di sindaco perché come sindaco hai la responsabilità di governare una macchina amministrativa. Esattamente. Da parlamentare ero una di 1000 e quindi facevo delle proposte di emendamenti, qualcuna è stata accolta, qualche altra non lo è stata, e quindi io ragiono in questo frangente come ho ragionato da candidato sindaco. Non mi piace questa parola delle promesse elettorali. Potrei farne tantissime, perché tanto è pacifico che i candidati come me non entreranno in consiglio regionale, perché entrerà solo il secondo arrivato perdente, perché questa è una delle cose stranezze della nostra legge elettorale. In realtà sono il portavoce di un nuovo progetto, di un nuovo movimento politico regionale, perché mancando partiti federali nel nostro Paese, io sono convinta che occorra ricominciare dal basso a costruire nuova progettualità politica, creando poi patti, alleanze con altri movimenti, per riuscire a cambiare un paese, un sistema sclerotizzato e autoreferenziale che purtroppo vige oggi nei partiti politici nazionali. È una mia opinione, io credo che i partiti siano importanti, ma oggi abbiamo bisogno di partiti diversi. Allora noi partiamo dal basso, ci siamo raccolti le firme, abbiamo fatto questa fatica in pieno Ferragosto, mentre altri hanno semplicemente certificato l'esonero dalle firme. Abbiamo fatto questa fatica e ci presentiamo autonomi dalle altre forze politiche e partiti nazionali, perché la mia esperienza nel gruppo delle autonomie nel Parlamento nazionale mi ha insegnato che se la partita per il Veneto è l'autonomia, dobbiamo avere la possibilità di negoziarla con autonomia. La interrompo questa domanda, vi chiudo proprio al tempo esatto, quindi preparatevi a concludere entro il minuto e 30, perché deve votarla, se poi manterrà le promesse che sta facendo ora. Bartelli. Votare
Dobbiamo votare. No, perché devono votare? Devono votare, ma sì, ma è giusto che votino una persona come me, perché sono al di fuori di qualsiasi situazione partitica, non ci siamo, parlo al plurale perché dietro di me c'è tantissima gente, come ho detto anche all'inizio, io rappresento la società civile che non si è mai riconosciuta nei partiti organizzati e strutturati, perché hanno sentito promesse di qualsiasi genere che alla fin fine se le vai a pareggiare vanno bene per destra e sinistra e poi convergono. Quindi è giusto avere un'offerta politica che nel mio caso è incentrata assolutamente sull'ambiente e sull'aspetto ecologico, sull'aspetto sociale, sull'aspetto sanitario, ed è la voce. Le promesse non sono promesse, è la voce dei cittadini che al di fuori del consesso organizzato hanno sempre portato avanti le battaglie per il territorio e quindi per loro stessi. Promesse non se ne fanno, se vengo rieletta cosa succede? Succede che faccio quello che ho fatto negli ultimi 5 anni, sto a contatto con i cittadini e porto avanti le loro istanze, niente di più. Perfetto, ha rispettato addirittura tutto il tempo. Votare il Movimento 3V, libertà di scelta, come dice la parola stessa, è perché noi siamo per la libertà di scelta in qualunque situazione, in particolar modo quella sanitaria, visto che siamo partiti dal disastro Covid, e rifiutiamo qualunque tipo di imposizione che va a ledere principi costituzionali fondamentali come quello della libertà di scelta, l'articolo 32 della Costituzione. Da lì discende tutto il resto, discende evidentemente non solo in materia sanitaria ma in materia di altri diritti civili, diritti di lavoro e quant'altro. Le imposizioni vanno rifiutate. Questo Paese è un Paese che si sta avviando sempre di più attraverso steccati e recinti di ogni tipo, in ogni settore legislativo, a chiudere i cittadini in una vera e propria gabbia. Dire di no a questo e dire, per esempio, nell'ambito specifico della patologia del Covid adesso, torniamo a una normalità, smettiamola con questo allarmismo pazzesco. Ricordo che il presidente dell'Istituto Spallanzani, annunciando il vaccino italiano, ha detto che dovrà sperimentare lo stesso vaccino in Sud America perché qui non c'è una carica virale sufficiente per poterlo sperimentare. Cosa significa questo? Significa che attualmente il virus è praticamente scomparso. Allora mi dico, perché non possiamo ragionevolmente tornare? Non è questione di accettare o no le regole, è questione di discuterne civilmente per trovare una soluzione migliore, così non andiamo avanti, ragazzi. Capite che se voi seguite pedissequamente gli ordini che vengono da Roma è una via comoda e breve, ma non risolve il problema economico delle famiglie. E Perfetto. La scuola che partirà così sarà un disastro, perché Grazie, sai benissimo che i genitori dovranno poi restare a casa. Questo programma è stato offerto da Dispar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni. Il valore della scelta.